Francesco Moser torna a Valvasone per la presentazione del 25esimo Giro della provincia di Pordenone, gara riservata alla categoria Donne Elite in programma domenica 27 settembre, organizzata dalla Ciclistica Valvasone. Qui il 22 giugno 1971 vinse una tappa a cronometro del Giro Under 23, si riprese la maglia che poi portò fino al traguardo finale su San Pellegrino. A San Pellegrino, sì. Qual è il legame di Moser col Friuli? Beh, dopo, a parte in quell'occasione, era la seconda volta che venivo in Friuli, perché ero venuto una volta anche a San Daniele a fare la corsa che non mi era andata bene, no? E poi dopo siamo venuti a fare il Giro del Friuli, dove ho vinto, dopo ho fatto anche piazzamenti, ma soprattutto a Pordenone venivamo sempre alla pista, a Bottecchia, ho vinto anche il campionato dell'inseguimento, forse 2 volte a Pordenone. E niente, in Friuli insomma siamo venuti anche col Giro d'Italia qualche volta, avevamo fatto, mi ricordo, la semitappa che era stata fatta in extremis l'anno del terremoto del 76 e siamo arrivati a Gemona in mezzo alle macerie, insomma un ricordo abbastanza vivo di quella cosa. Certo. Venendo all'attualità, sta per concludersi il Tour de France, una grande boucle che quest'anno parla sloveno. Roglic. Domani, siamo qua vicini. Domani c'è l'ultimo ostacolo tra Roglic e il trionfo a Parigi, dietro di lui c'è il talento Pogacar che a livello giovanile è cresciuto anche sulle strade del Friuli. Che idea si è fatto Moser del fenomeno Slovenia? In poco tempo sono diventati protagonisti assoluti del ciclismo, perché prima è arrivato Roglic, poi è arrivato questo giovane che ormai sono solo 2 anni e sono là che si dividono i successi al Tour. Insomma, adesso vedremo, la cronometro è un percorso un po' difficile e può anche riservare sorprese. Adesso i tempi, com'erano i corridori slavi, che livello avevano? Ma, a parte che ai nostri tempi c'era ancora il muro e i professionisti praticamente non esistevano, venivano qualche volta quando ero dilettante con la nazionale della Jugoslavia. Adesso c'era uno che era conosciuto, se non mi ricordo il nome, Bilic forse il nome, adesso non mi ricordo, ma c'era molto poco. Io non sono mai andato a correre da quelle parti, perciò c'era anche poco, perché prima quando c'era il muro di Berlino, insomma la cortina dei compagni, era tutta un'altra cosa, perché le nazionali loro correvano solo con i dilettanti, venivano alle Olimpiadi. Io ho fatto le Olimpiadi a Monaco, i mondiali a Mendrisio, e venivano con le loro nazionali a correre e le uniche volte che li vedevamo era lì. Certo. Dopo il Tour sarà la volta dei mondiali. Che ambizioni può nutrire la nazionale italiana e quali sono secondo lei i favoriti? Ma si corre in Italia e diciamo correndo in casa un po' insomma, favori del pronostico ci sono, però se guardiamo i valori in campo credo che sia molto difficile che un italiano vinca, perché ci sono almeno 10 corridori prima di tutti i nostri italiani e perciò non è facile passarli davanti a tutti i 10, no? Perché se parliamo dei 2 sloveni che penso che faranno il mondiale, poi c'è Alain Philippe, dopo c'è Van Aert, adesso mi pare che Van der Poel non venga, dicono. Ha detto che non vuole partecipare. E poi dopo ci sono anche i colombiani, perché il percorso è duro, con tutta la salita che c'è potrebbero fare la sorpresa e ce ne sono corridori insomma che possono essere protagonisti. Noi abbiamo Nibali che forse è la garanzia più grande, perché gli altri in un percorso come questo difficile di 260 km e non so adesso come sarà il tempo perché è ancora un po', ma se fa caldo diventa una corsa massacrante. Certo. Ha nominato Nibali, Tour, Mondiale e poi finalmente Giro d'Italia, di cui Friuli sarà protagonista con 2 tappe. Cosa può fare lo squalo in questo Giro e che Giro si attende a Francesco Moser? Il Giro adesso vediamo chi parte, perché non lo sappiamo ancora, perché tutti questi protagonisti del Tour mi pare che non ci siano. Viene Sagan, però Sagan non è per la classifica, no? Certo. E vedremo. Nibali potrebbe far bene al Giro, perché
è il suo obiettivo per conto mio. Lui non è mai stato l'uomo delle corse in linea, anche se ha vinto la Sanremo e ha vinto il Giro di Lombardia, e lui credo che punti più sul Giro che sul resto, che poi dopo il mondiale è stato fatto all'ultimo momento in Italia e adesso se lo ritrova qui e dovrà impegnarsi anche per quello, insomma. Ho ancora due cose e la ringraziamo della disponibilità. Ho letto di recente delle sue dichiarazioni critiche nei confronti degli squadroni di oggi. Gli anni scorsi c'era Team Sky, oggi la Ineos e soprattutto la Jumbo Visma, che sta dimostrando plasticamente al Tour de France di avere una marcia in più. Secondo lei quanto incide sullo spettacolo e cosa si può e eventualmente deve fare per cercare di limitare queste situazioni? Il copione è sempre quello, accendi la televisione, vedi, prima vedevamo quelli della Ineos, adesso vediamo quelli della Jumbo e la corsa è finita lì, perché solo quando decidono di molare qualche fuga e se no è tutto sotto controllo, perché quando ti trovi con la maglia gialla che ha 4 o 5 compagni nel finale, gli altri sono uno per uno, non può succedere niente. Ti ho visto bene domenica scorsa. Ultimissima cosa, Jonathan Milan fa sognare il Friuli, gran talento, cosa ne pensa Francesco Moser? Dove può arrivare? Chi è? Jonathan Milan, un giovane under 23. L'ho visto nel Giro di Dilettanti che ha vinto che una tappa e poi si è piazzato in altre. Pare che sia un buon velocista, io l'ho visto così in Anche in pista va forte. Speriamo che riesca fra qualche anno a essere lì a dar fastidio a quelli che ci sono adesso, perché abbiamo anche un po' di velocisti tipo Nizzolo, un po' Casagrande, poi c'è Pasquale, ci sono 5-6, Colbrelli, però ci manca l'uomo come poteva essere Cipollini o Bontempi a suo tempo. Certo. Che vincevano le volate, insomma. Oggi dobbiamo sperare nel piazzamento più che nella vittoria. Grazie mille Francesco Moser. Grazie.